Il Comune di Padova ha concluso le mediazioni con i proprietari di 120 appartamenti del complesso di Via Anelli e ora l'amministrazione intende pestare sull'acceleratore per chiudere prima possibile una vicenda, quella dell'ex residence Serenissima, che da anni rappresenta un problema per la città. La fine del lunghissimo e tortuoso percorso, che ha risvolti sociali, politici e amministrativi, è ormai in vista e dentro poche settimane arriveranno grandi novità per l'area a ridosso della Stanga. Vediamo, il traguardo sulla partita delle acquisizioni delle proprietà. Siamo partiti con 140 appartamenti da dover acquistare, da dover acquisire. Il percorso fatto in questo anno e mezzo è stato molto importante. L'acquisizione degli appartamenti è cosa fatta, ora ne mancano solo una ventina, sui quali gravano situazioni rugginose molto complesse, che verranno risolte con l'esproprio degli alloggi. Sono situazioni un po' complicate con fallimenti di società, proprietari defunti, quindi su quelli abbiamo avviato le procedure per l'esproprio. In conclusione, entro giugno siamo proprietari di tutto il complesso residenziale. Ater ha già dato il consenso alla cessione dei suoi 37 alloggi, a conferma del fatto che sul faldone di Via Anelli tutti stanno giocando con la stessa casacca. Prossime tappe: a giugno diventiamo proprietari, nel frattempo approvazione del progetto esecutivo della demolizione. 1 milione ci costa questo passaggio, questa fase, quindi normali fasi poi di aggiudicazione della gara, e quindi io credo che dopo l'estate potremmo procedere, se tutti questi passi avvengono in modo lineare, alla demolizione finalmente del complesso Serenissima. Una volta abbattuto il residence avverrà finalmente lo scambio fra Comune e Demanio, che darà un nuovo volto alla città. Consegneremo l'area al Demanio dello Stato, che in cambio ci darà l'area della Prandina in Corso Milano, in centro storico, quindi altro capitolo importante per la città di Padova.